Un saluto speciale a tutto il popolo di Sicilia Cabaret. Mi trovo a Librino, in questo fantastico posto, a intervistare un po' di gente. Vediamo se c'è qualcuno che segue Sicilia Cabaret. Qua c'è il primo amico. Ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret? Guarda, ma che mi conti? Io mi stai venendo a bere. Che ti sta bene a bere. Ma comunque, andiamo avanti. Dico ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret? Ma quando mangio prima mi avanza Ah, sì. E poi? e poi mi tolevo. C'è qualche personaggio che ti piace? Mi la fuoco, tu andavo a farci solo a togliere lo farete. Allora tu non hai caputo niente lo programma. Ciao. Ciao. Seguite Sicilia Cabaret? Sì, C'è qualche personaggio che vi piace? certo. E qual è? A me Agata. Agata. La portinaia. Catanese come noi. Catanese come noi. Allora un saluto ad Agata la portinaia. Un bacio e da Librino è tutto, linea allo studio. Ciao. Ciao, ciao. 3, 2, 1, check, azione! E allora cari amici di Antenna Sicilia, i Babbaluci. Ciao ragazzi. Ciao, vi aspettano per l'8ª puntata. Che? Ma Babbaluci che andiamo a scialderare? Ha un sogno Babbalucio? Minchia che sogno foso. Che vergogna! Che si fa così! Restate collegati e se vedete qualche scarafaggio che schifo. Vedete qualche scarafaggio a casa, mi raccomando, fate come lui, uccidetelo. Va bene. Ivan Fiore. Ciao, molto piacere. Ciao, seguiteci, dai! Va bene ragazzi, Akiz, noi siamo pronti per iniziare. Stasera puntatone alla grande. Restate collegati, canale 10 digitale terrestre, Antenna Sicilia, solo Sicilia Cabaret. Ciao. Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Frank Carpentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, pigli una stella che voglio addumare, vieni del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuro e tu metto davanti, forza vincente muovevo le tanti. Su Sicilia Cabaret, lai 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 lai, sotto al sole ballare e ridere, lai 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 lai, sotto al sole, sotto al sole, sotto al sole, sotto al sole, Pizzo, no grazie, pizza, no grazie. Sotto al sole, Sicilia Cabaret, lai 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 lai, sotto al sole ballare e ridere, lai 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 Buonasera e benvenuti amici siciliani, trasmettiamo qui dal convento Cabaret di Palermo con un pubblico elegantissimo stasera che ci è venuto a trovare. Fatemi sentire! Va bene così. Insieme alle ragazze di Miss Mondo che conosceremo dopo, facciamo un applauso e le liberiamo. Nostra Deborah Missoni. Grazie, ringraziamo i nostri partner A14 per l'outfit di Matranga e Minafò, a Palermo in via Villa Reale 68. Per il mio outfit ringraziamo Charm a Palermo in via Villa Reale 72 e per i nostri LED Wall Decibel a Palermo in via Umberto Giordano 35. Ma non possiamo non presentare la voce maschile della sigla che tutte le settimane cerchiamo di presentare. E guarda, presentati solo perché poi dici che vai. Sono Alessandro De Non funziona il microfono. Mi dispiace. Andiamo avanti. Brave le nostre ragazze. Siamo alle soglie del carnevale siciliano. Il carnevale siciliano è una festa ovunque. Abbiamo Termini Imerese, abbiamo il carnevale di Ragusa, abbiamo il carnevale di Sciacca e tu invece abbiamo il carnevale di Palermo.
Allora, non fare battutine che c'è mia nipote che mi sta facendo sfasare per ora perché vuole comprato un vestito e oggi sono È giustissimo, noi zii dobbiamo comprare i vestiti ai nipoti. Sì, ma no, queste cose complicate, ti faccio sapere, fammi quello là che fa, c'è il negozio di tutti i vestiti e le cose Ma che negozio gestisce. importante, Importante, di quelli grossi così. Tipo che perché ne chiamai cos'è? Forza, No, ma è avanti, nipote, assolutamente. indietro, sinistra, mettete Salve. Verissime le volte che voi siete succi un sevenne. Che ci fa un manichino vissuto i succi? Cioè, che... no, levatemelo. No, io sono un uomo, Non ci credo. Questo è un costume di carnevale bellissimo. Non è un costume, ma come e basta. Da che cosa è vestito? È da supereroe, va bene? Ok, perfetto. Ah, quindi lei è un supereroe. Sì, supereroe, sono un supereroe. C'ha i poteri. Sì, certo, guarda, vi faccio Tipo vedere. come i supereroi lanciarazzi. No, però sparo minchiate. Non lo so, lei come supereroe vola. Già, quando c'è vento sono una colonna. Ah, pigliami. Lei come Hulk diventa verde. Quando non cago per 3 giorni, sì, vabbè. Basta. Faccio vedere un costume. Allora, mi serve un costume per mio nipote. Mio nipote somiglia pure a me, è proprio saporiticchio. Così. Saporiticchio, non direi, però la gente ha riso senza che parlassi. Si è battuto un cera, però ce la mettiamo. Allora dico. Vuole il vestito di Luca Onestini, quello del Grande Fratello. Come fa? Schiocca le mani, alza le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. 2000 euro. Quanto? È il costume che va per ora, Luca Onestini. Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Alza le mani, è una rapina, questo costume è una latina. Ma non ha 2000 euro da spendere. Dai, la stessa pede, tanto a me ne potevo visto come a me. Da supereroe? No, i soci. Cominciamo con il Pappalucci! Buonasera dottore. Buonasera, cosa abbiamo? Lo so, praticamente il paziente non riesce ad espletare le sue funzioni intergastrono che c'è a tuppo. Non riesce a... Allora controlliamo, Sì. milza, fegato. Si ghiola, salsiccia, il vino giusto lo porto io e papà aspetta se mi a polso. Ora possiamo pensare al paziente. Attenzione! A cura. Allora, come si chiama? Eva! Eva come? Evacuo una volta a settimana, perché a tuppo. Attenzione! A cura, a cura. Allora, Sì. coloscopia. Io conosco Maria, ma ne che va dicendo un giro. Questa Pia, conosco Pia. A chi mi sentirete, scusa? Facciamo un cristere. Non si può fare. Perché manca il cristere? No, manca un culo. Un noccionetto che c'è. Attenzione! A cura. E allora, il paziente ha fatto esami? Sì, si è fatto l'esame del... Feci. Sì, si è fatto gli esami del... Feci. Vabbè, sì, si fece l'esame, va bene. A vincere. Attenzione! Ancora. Signor di Santa! Rispondazza chiamata. Sì. Arrivo subito. Dottore, un'emergenza. Che succede? Niente, una ragazza è caduta, ha sbattuto il braccio, non lo muove più. Rottura. Sì, dottore, ma la ragazza non lo muove più. È una rottura! Pure per me è una rottura, per il zavacchio. Ma io non lo so. Cominciamo con un po' di eleganza questa puntata. Eccola, mamma mia, che classe, ma si muove, sembra abbia punto Che eleganza! Guardala. Che me vai più che il cagno? No, aspetti. Sono bella. Bella. Queste modelle che sono belle. Sono bella. Stasera sono qui in via del tutto eccezionale. Perché? È perché in questo periodo sono impegnata in un lavoro che mi servirà soprattutto per i prossimi mesi. Ah, quindi gli shooting. No, queste cose no. Ah, che ne so, un corso di portamento. No, non è nemmeno questo. Qual è il lavoro che le serve per i prossimi mesi? Baccocchiale con me nonno. Sono bella. Sarà bella, però cioè, onestamente ce la vedo poco. Lei è fidanzata, quello che si sta chiedendo la gente? Sì, però vi devo dare una news. Sì? Mi sono lasciata. Ah, quindi sì, ma quindi non è fidanzata. Come mai? Come vuoi tu? Perché ho capito. Come ci conviene, va? Ce la faccio io, Sì. ok. Perché ho capito che come uomo
Gli mancava una cosa importante. Ah, la prestanza fisica? No, questa cosa no. Hai ragione. Superficialità. L'intelligenza? Che volgarità. E cosa mancava a quest'uomo per stare con lei? Provolazzo 9 dico. Ce ne stavo male. Ma a te manca proprio vi dico. Ma non è che non erano bellissimi? Ma che ne so, ma che te? Vabbè, andiamo avanti. Su che vanno altri? Su Cannavazzo! Ma lei chi è? Ma quanti siamo a fattura? Non abbiamo fattura. proprio iniziato, salve. Salve! Chi siete voi? No, come chi siamo? Siamo i manutentori! Noi facciamo scorrere l'acqua nei fili della luce! Per quale motivo? Ah, così finalmente abbiamo l'acqua corrente! A quanti siamo a fattura? Non vuol dire. Senta, che siete venuti a fare? Noi siamo venuti ad aggiustare il cancello automatico perché è rotto e rischiano di entrare degli animali dentro. No, qua non entrano animali. E il siroattero un nitrosiero! A quanti siamo a fattura? A quanti siamo a fattura? A quanti siamo a fattura? Ma perché si incanta? Certe volte si incanta. Ieri sera, per esempio, ho chiamato in pizzeria per ordinare una margherita e ne arrivò a casa 25. A quanti siamo a fattura? Qua fattura non ne deve fare proprio. Scusa, Poi lei arriva, risponde al telefono, deve fare il lavoro cortesemente. Pronto? Ah, è la signora La Monica. Chi te aspettava fuori sta mazzonica? Siamo in televisione. No signora, noi questo lampadario non lo sappiamo montare. Ma manco sapete montare un lampadario? Oh, noi siamo professionisti. Noi abbiamo lucidato la pista di un bowling, solo che il proprietario ci è rimasto male. Per quale motivo? Ciccherini palle in terra! A quanti siamo a fattura? Comunque togliamo il disturbo. No, lei non toglie il disturbo perché adesso va al cancello, me lo sistema perché il cancello è in garanzia. Ah, sì? Sì. Allora SARM. Cioè? Succatevi ammo, rapete chi mano! A quanti siamo a Le maestranze siciliane sono più brave, più carine. Bravo, quindi bravo. mi raccomando, non pensare che ci siano. Polizia, falchi! Vegliale! Hanno gli occhi che si vegliano! Collega, ma dov'è? Te l'hai detto 100 volte quando sei con me una chiesa! Vabbè. Centrale, abbiamo una svolta riguardo alla rissa dove c'è scappato il morto. E forse abbiamo il colpevole. E pure un muoito! Collega, scendi dalla moto e controlla. Mi chiacchiera vuoi! Ma poi non ci posso andare così! E come ci vuoi andare? Senza manco un mazzo di ciuri, sa male! Vabbè, non scherzare, scendi e controlla. Dai, finiamo sta falsa. Tu zitti e fatti controllare! Vabbè, sì. non dire niente, non dire niente. Vediamo se c'è qualcosa in collega, non c'è niente! Oh, ma quanti permette arrivi qua, mi alzi, fai A coccia! Ho tenuto una boffata da sto quazzolino che stampata in la faccia! Ma le dita sono 5. Non ci capono tutto! Comunque stiamo perdendo tempo. Forza, documenti. Ma no, ogni settimana, ma non sapete chi siamo? Cioè, guardate. Antonino Matranga, nato a Palermo dell'83, 35 anni. Emanuele Minafò dell'86. 32 anni. Ma 32 anni che sei vivo o 32 anni che sei morto? Perché mi sei confondato? Vabbè ragazzi, tutto a posto, siete due bravi ragazzi, dai qua. Grazie. Matranga, ho notato nella carta d'identità che sei single. Sì. Ma sei simpatico. Sposati che qualcuno ti prende. Minafò, a te un teleconiante. È inutile che parli, tanto a me già l'hanno preso. I piatto, o camion, Gesù ti prego, aiutaci tu. Che pubblico bellissimo che c'è stato. Ma sempre a me avete un Ehi, la verità sai qual è? Qual è? Non c'è più respiro. Hai ragione, però è cambiato un po' il mondo. Cambiate il mondo, la verità è che me ne succede una al giorno. Tipo? Te ne racconto uno. Ma dai. Ieri sera sono uscito con mio cugino e voi dovete sapere che il suo mio cugino è sempre mniaco. Sambuca. Lo conosco personalmente pure io. Se non ci con sangue e sambettete, con me non un macello. Comunque mi ha portato in pizzeria. Appena siamo arrivati là, il cameriere mi ha detto, dice, si prende una pizza buona, dice una diavola. A me! Cioè, vuoi vedere che la diavola è buona o tento sogno io? La verità sai qual è? Non c'è più respiro.
essa con bregaton, essa, scippa tutte cose. Lei King. Capisci? Che vuol dire? Piglialo sto bregaton, piglialo. Se n'è andato. Va bene, ragazzi, novità subito, fresca. Novità. Alice sta facendo il giro del mondo, questo lo dobbiamo dire. Sì. Un rapper nato sul palco del convento che sta girando posti come? Baucina, Ficarazzi e Bellabate. Sono paesi in provincia di Palermo. Farò strada, è vero, farò Ma che strada. cosa sbagli? No, ma parliamo dei progetti. Vai, Allora, il vai. progetto sta uscendo il nuovo singolo. Sì. Una canzone bellissima dedicata a mia cugina Manu che attraversa sempre senza guardare. E come si intitola? Manotto de Pichieppi! Bregaton. Bregaton! O Piero Caddo, giusto. Allora, il nostro Alex, che è successo? Praticamente l'evoluzione dell'artista, oltre che rapper, è diventato anche ballerino di ogni tipo di musica. Sì, soprattutto della sbreaky dance. No, break dance. No, io sogno sbreghetone, quindi faccio la sbreaky dance. Ok. E questa sera facciamo un passo, lo impariamo tutti insieme. DJ Saccutoliatta. Ok, va, maestro. Va benissimo, mani su, break it down. Occhio al passo. Che significa il passo è? Ma passo buono. Che ce ne fotte? Macca, bello love. Lo facciamo tutto da capo. Cos'è? Prima facciamo questo. No, sogno un catimonnezza. Poi c'è l'evoluzione. Me lo c'è diciamo. l'evoluzione. La macca plof e sogno un fighi cacata. E ora c'è l'altra evoluzione, quella nuova. Qual è? La vediamo tutti insieme. Cosa significa? Sogno una cattegene. Dei biglietti da visita, spaltere così, non si può sapere mai nella vita, avrebbe sogno. Ma la gente viene qui ormai la riconosce semplicemente perché lei è un rapper che sa fare freestyle bene, improvvisato, giusto? Sì, giusto, tutto improvvisato dal vivo. E questa sera improvvisiamo una rima con la parola banca. Banca. Va bene, io ci provo. Se il maestro prega Dio, così mi aiuta a fare partire la base. Vai. Oh, sbrighetto! Ah, basta da mandiamo un WhatsApp! Ma io vi dico telefono! È un ubidis! Un ne pensi che può signore! Ah, allora andai, ti abbiamo una vita che esce! Vai, mani su, tutte le mani su! Si parla il ritmo di musica tutti insieme! Pronti? Yeah! Occhio arriva con banca! Yeah! Gino Fighi Nicola non entra mai a scuola! Oh, yeah. L'ha scoperto sua madre Caterina! E ci riette una boffa manochena! Yeah! E la rima con banca? E bascancia la banca! Biglietti da visita. Che è questo? Che fai aspetta, bigliettini da visita? Che mi hai detto che ti... Che? Tu quando parli con me tasciare un mosso. Vabbè. Vabbè, allora, stavo dicendo, dico, lei mi ha parlato di evoluzione anche Sì. nel linguaggio. Sì, soprattutto perché quest'anno faremo delle rime che trattano temi del sociale. Bella questa Tu cosa. capisci, ragazzi? Temi del sociale. Fascisti, andiamo a comandare un comando mancato a casa, ragazzi! Tu capisci? Ma sta aspettando un beccheto, non sta aspettando. Anche non ti conosce, secondo me. Vabbè, No, comunque. sta venendo una diretta su Facebook. Vabbè, comunque facciamo temi del sociale, siccome è importante aiutare il prossimo. Sì. Io questa sera farò una rima con prossimo. Vai, bello. Va bene, io ci provo, DJ, vai con la base. Vai. Ancora una volta tutte le mani su, vai. Fate sentire il vostro valore. Tutti insieme. Con le mani. A tempo. Yeah. Occhio alla rima con prossimo. Yeah. Gino, figlio di Piero, gli ho prestato 500 euro. Oh, yeah. Avevo anni che me la va a dare e ogni boato non se faccio fare. Yeah. La rima con prossimo. E la prossima volta a dire 5 È malato.
serissime. Mi sta aspettando perché siamo. Mio Dio. Va bene, allora ci trasferiamo nell'Agrigentino perché abbiamo una monologhista che viene da Cammarata. Bellissima. Finalmente entriamo e salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Agrigento. Diciamo che presto saremo nelle loro zone con il live, il tour di Sicilia Cabaret. Saremo ad Agrigento, a Caltanissetta, a Canicattì, a Messina e a Catania. Grande! Ce l'ha fatta tutta la testa. Ma adesso ci ascoltiamo Stefania Virga! Minchia, che mi sento confusa. Sì, perché io all'età di 40 anni ho scoperto di essere una donna confusa. Sono cresciuta in chiesa tra preghiere, privazioni e discorsi sulla castità. Ora leggo che nella Bibbia c'è scritto: le prostitute ti precederanno nel regno dei cieli. Minchia, che arrestavo un ieri. Così ho deciso di recuperare e cercavo un uomo. Volevo un uomo senza pancia, uno di quelli tutti con la tartaruga viva. E non lo trovavo. Poi, dopo tanti anni, finalmente l'ho trovato. E ora il problema non è più la tartaruga viva, è un serpente morto. Che sogno confusa. Così ho deciso di uscire con la mia amichetta del cuore. Io ho un'amichetta che cambia uomini come se cambiasse canale TV. Ha un debole telecomando. Mi guarda e mi fa: no, perché se io nasco di nuovo voglio essere la prima zoccola di Palermo. Minchia, ma che ti cangia che sia seconda? Minchia, che sogno confusa. Stefania Virga, novità di Sicilia Cabaret, che viene da Cammarata e ha fatto ridere più delle tue battute, devo dire la verità. Ma tu sapere. Faccio questa battuta, guarda, spacco tutto. Senti qua. Come si chiama l'uomo granchio? Non lo so. Michele. Chi si è battute su? No, stavolta c'ho la chiesa in mano, No, stavolta me lo munciola così. Ti giuro, signor Matranga, sono stanco di buttarlo fuori. Ti faccio buttare fuori da uno della tua taglia. Vai. Ciao, sei figlio mio. Ciao. La mano bagnata c'è. È Iddu che chiccare fuori, no Iddu? Cazziggi, le uguali mi confondi. Ecco per l'allentatore. Aracio, ma va rompiti con la tappa. Mio figlio! E di che stiamo parlando? Un bambino con la testa tatuata che ci fa la mano tatuata sulla testa. Quante puntate su ancora? Non ti preoccupare, guarda, tanto. E allora, sei contento che finalmente farai il lavoro del buttafori come tuo padre? No, signor Matranga, la prego, glielo dica pure lei. No, tu devi. No! Tu sei l'orgoglio di tuo padre! Tu sei l'orgoglio della famiglia Lotigno! La mamma non vuole che faccia questo! La mamma non vuole, mi sei mano! Ma io sono di Novara, sono di Milano, o su New Siciliano! A casa Cocomanna! A casa Comanno è! Ecco! Cocomanna a casa! Dai, cerchiamo di capire. Mettetevi più vicino. Che cosa vi sembra? No, signor Matranga. Cioè, dall'immagine direi che non comanda lei. No, è un po'. Ci comanda in questa casa. Signor Matranga, comando io! Signor Matranga, e infatti ce ne andiamo, decido io, ce ne andiamo in palestra e ci mettiamo un pochettino in forma. Sì, così faccio un po' di kiss-boxing. Cosa? Kiss-boxing. Che senso? Kiss-feffa. Fai un gelato! Bello, gelato bello. Ma quale gelato? No, facciamo footing, che è una cosa nuova. Perché è nuova? Perché qui dove con footing? E ci voleva glosare per fare il film. Senta, allora è chiaro, caro mio, che tu il buttafuori non lo fai perché a casa tua comanda tua madre. Bravo, a casa comando io. Tu comanda a casa! No, tu comanda a casa! Ma questo chi è? Chi so Picciridonico? Il nostro secondogenito! Fratellino. Signor Matranga, danno ci fa! Che danno ci fa? Era a casa, stavo giocando con il trenino. È venuta una fame. E che hai fatto? Ma mangiavo il trenino. Ma come? Portateli lo Attenzione, il treno regionale porta 2 ore di ritardo. Allontanarsi dalla linea gialla. si mangiò in stazione!
ma che a fare subito i biglietti. Perché? Ne mangiamo pure un consolone e famo un pazzo. Anna, ma accattiamo il biglietto. Lo capivo, ma accatto io il biglietto, chi mi è picciole, però il biglietto ci va fare tu. Sei ancora l'unico pollo che fa un biglietto. Che schifo, è il solito tram tram. Meno male che c'è Claudione. Ma cosa è successo? Questa puntata è da buttare, Vabbè, ma noi abbiamo un robottino assemblato qui a Palermo con le sembianze di un siciliano. Signore e signori, un grosso applauso a Chris! Un robottino assolutamente palermitano. Ah, che? Anche Paolo! Vediamo le Vediamo che cosa istruzioni. fa. Allora, la cosa bella che fa questo robottino sono i richiami palermitani. Allora, cominciamo con l'abbordaggio palermitano, abbordaggio dolce e pasquale. Vediamo così. Zucchero! Ma che ha pozzola per la maittorana? C'è proprio un altro. Abbordaggio estivo e comodo. Sangue mio! Te la pensate tipo sei giazzaia! Estivo ma come? Abbordaggio tascio ma elegante. Amore! A questo minuto ti regalassi un bello pigiamini di saliva! Che schifo! Ma che schifo! Noi palermitani non usiamo questi termini per abbordare. Vabbè, Gio, vuoi? Low battery! Che è successo? Ti mai spiegato la batteria? Allora, sì, cerchiamo di... Passare in modalità risparmio energetico. Sì, vai, forza. Vieni qua. Tanto lo sai già. Sogno tutti di demolire. Vabbè, ma chi parlo con chi sei anche buona per la rottamazione? Allora, se dobbiamo fare. Facciamo la trasformazione che a me piace. Bella che fa questo robottino. Sì. La modalità trasformazione in un oggetto. Modalità trasformazione attivata, trasformazione automobile. Amore, a chiaro. No, è finita. Azzo fatto bello. Non ti preoccupare per la marcia già si può io. Cosa? Allora, non cominciamo. Fai vedere come sai portare la macchina. Ah, vai, dai. Ma se vogliono un bite! Ah, che bite? No, la sta la versione negativa! La frizione si lascia. È arrivato il momento di presentare una rockstar. Un rocker che ha fatto tour mondiali, anche lui incredibile, signore e signori. The Zen! Rock and roll Vlog! Siamo gelati. Lei è 70 anni, non vecchio. deve smettere di fare rock and roll. Ciao Palermo! Ciao! Siete caldi? Sì! Caldi? Sì! E allora ma tornate stiamo lì! Ma che Ci pensiamo dopo, dai. Yeah! Allora, ci parli un po' di lei. Io sono The Zen! Sì! Zen! 30 anni di rock and roll! Sì! E 10 anni di galera! Rock and roll con Ma che c'è? Piano. Minchia, fai più pennilante. Fai più pennilante. Deve mettersi in ferie, in pensione, capito? Ma ci parli ancora di lei? Io sono nato con le bendi più famose del mondo! Con le bendi? Bendi! Tante. Con le bendi, ragazze? Ho fatto una tornea con i Guns N' Roses Con i Guns e N' mi hanno Roses. regalato la bandana! Ok. Ho fatto un concerto con gli SDCs e mi hanno regalato la guanta! La guanta! Il guanto! Era film. La guanta! Ho fatto un concerto con i The Colors! E cosa ti hanno regalato? La lannetta di cotone! Buonanotte Palermo, rock and roll computer! E quando sono solo si può parlare di eleganza su questo palco. Sogno! Eleganza, signor Matranga! Vi ho portato Piero Danza!
Che te la pongo, che te la pongo, che te la pongo io. Poesia! Ma te chi mi conviene? Chi mi conviene? Hai fatto le pulizie qua dietro e me l'ha succato davanti alla porta. La gente qua non ride perché è normalità per loro questi termini. Noi facciamo di tutto! Feste festine e bavelle di loppene! Isa Matanga! Bravo Piano Dance! Poesia! Questa è eleganza, signor Matanga! Lei è l'essere più trash che abbia mai visto. Ondulatorio sussultorio. Ondulatorio sussultorio. Ondulatorio sussultorio. Lei è l'essere più trash che abbia mai visto. Io sono trash, allora che non si può fare qua. Non vuole il trash. Non vuole il trash. Non vuole il trash. Non vuole il trash. Ha diventato tutto locato per chiave volere nella sacchietta. Adesso a casa c'ha l'impianto di riscaldamento super tecnologico. Ovviamente. Abituato c'era. Tu scordassi quando parli di te il capo per età su te copere. Scusateci veramente per lo schifo che ci porta quest'uomo. Mi fa la cortesia di sparire dalla circolazione. Ma che sta dicendo? Questo doveva sparire, l'avevano chiamato per fare vacanze romane, ma lui non c'è potuto andare. Come mai? Sogni domiciliari. Cose che capitano, signor Matanga. Dubbi, qua ci sono un sacco di colleghi stasera. Io vorrei capire perché non trovo un palco magari più adatto a lei. La chicca? La chicca? Qual è la chicca? Web Star! Canta le notizie cantando. Canta le notizie cantando. Notizie Questa è una minchiata. C'è stato un rinnovamento, c'è stato. Senti, vediamo. Canta in italiano. Le voglio dare una possibilità. Perché la sua costante disapprovazione non mi scalfisce minimamente, pertanto rimango risoluto nel convalidare l'incremento delle mie doti artistiche. Non sa neanche lui cosa significa, ma gliela do per buona. Coccodeuce con euro la seccia. Questo è il Piano Dance che io conosco. E questa sera ho portato un brano dedicato a lei. Cominciamo con il brano e tutti appresso a me. L'unica cosa che deve cambiare è questo termine, tutti dietro di me. A te a camera ti piace l'ombrellone. No. Io già non capisco per quale motivo ridete. Ma vorrei capire a lei cosa le piace a mare. Un secchiello. Dove sta la sabbia? C'è infilata lì. Che c'entra? Si copre il e ride, c'è da ridere. Poi sì. Veramente, non capisco il linguaggio. Comunque vada. Quindi andiamo con il brano scritto per il signor Tony Matranga, il quale sconosce il significato della parola igiene intima e come i francesi e ci ha dato con bede. Ma chi glielo dice? Abbiamo la base musica maestro! Musica! Ce l'ho con te perché non ti fai una grubida. Ce l'ho con te perché non ti fai una grubida. Bravo Piano Dance! Un artista irriverente, inimitabile, ma soprattutto irraggiungibile! Ma è irraggiungibile perché? A caso telefono non mi piglia! Signor Matanga, grazie a No, siete voi che rovinate tutto, siete voi, perché noi che siamo una famiglia per bene non ci permetteremo mai di questo. Sezze! Come fane? Ma come finì che questo è mio nipote Lello. Troppo bello. Non sei troppo bello. Ma fai questo programma? Sei Se l'unico un po' programma sogno io, perché? Perché non sai parlare. Io parlo troppo graziosicchio. Ma dove? Come fai questo programma? Ma dove? Vai a casa, dai, vai da mamma. Oh! Che? Non mi tocca! Non mi toccare. Ti ho mascato! Oh dai, sì, ti aumenta l'audience perché perché mi dovrebbe aumentare? Perché mi viene il femminile perché ha boito troppo bene. No, già questa cosa mi diminuisce il prestigio. No, ti racconto che sta ieri. Me ne vuoi e stai facendo un sacco di cose che sta. Non ho capito niente. Ne vuoi I cui batte bu, a gradona, uca. Lo stadio! No, amo cacciato, tutto c'era molto mi soldato. E chiamava chi giocatore già a squadra. Sì, come si chiama? Allenatore! Allenatore? No, allenatore, perché io non me la
Ci sta là? Ma in giro ha visto tempi supplementari? Che sono le ragazzine? I femminetti, bravo. Grazie, ormai ho capito come parli. Che vuol dire tempi supplementari? Perché i femminetti non mi hanno temuto ma baistano, capito? Cioè, E poi puoi fare capire queste cose. Passò una, la chiamavo in maniera mi elegante. sistemavo tutto. Come sei sistemato? Così a gritta. Intanto non capisco perché non stai sempre. Perché sui posizioni di femminile, capito? Quale sarebbe? Chi sa posizione a punto interrogativo e chi sa punto esclamativo. A così da sapienza e così la convenco io. Capito? È una cosa. E bastano le mani. E picchiare! Sì. E proprio. E la chiamavo, no? Come le chiamavo? Oh! Giorgio! Come si chiamava questa ragazza? Giorgio. E quindi decisamente per. Giorgio perché era minorenne ancora. Cioè, Giorgio, l'ho conquistata dedicandole una poesia d'amore. Ah. Che ho fatto elegante, zio. Allora, racconti la poesia d'amore, dai. La musica. Pure la musichietta, sì. Ho usato c'era la musichietta. Muovi i tuoi capelli e sento il tuo profumo di donna. Sì. Mi inginocchio da te e ti taglio tutta la donna. Tesoro con te. Ma tanga sei un cato. Pubblicità. Avete visto queste pubblicità che si vedono tutti i giorni nelle nostre televisioni, ma abbiamo pensato come sarebbero fatte in Sicilia? Ma prima l'originale. Ogni volta che vado al mercato non so mai quale banana prendere. Prendi quella col bollino blu. E perché? È una Chiquita. Chiquita, passione mai finita. Bella questa pubblicità. Vediamo come sarebbe qualora fosse stata pensata in Sicilia. Ogni volta che vado al mercato non so mai quale banana e picchiare su tutte le molte. Frarish. A pigliare che da col bollino blu. E perché? E cecigna. Ah! Scitigna! È dura come ligna! Va bene, andiamo avanti. Ma dove sei stato? Qua la festa è troppo bella. E infatti stava ballando tutto agitato. Sai che piglia per me trovavamo un chiappa di crema gialla. A me mi arrivò una mano tanta la faccia e mi scoppia la pontina. Niente. L'alcol fa brutti effetti, quindi mi raccomando. Tenete responsabilità alle feste perché poi succede lo schifo alle feste, quindi giustamente poi uno si preoccupa. Che schifo! Guardacci tu che fra le volte vi capite. Ne visto fango una merita, ma no come Mattia! Aia! Me vedi come sta! E il nostro Scarafaggio! Lo Scarafaggio che ormai viene tutte le puntate a trovarci. Lentissimo. Mamma mia, sciabatta. Scusate l'intrusione. Figuri. Camminavo marciapiedi, Sì. che sono sfuggito a una disinfestazione del comune. E passando da qua ho detto Ciaso, un ciaso, ciaso, un ciaso. E ciasimo. Quando ciasivo ho capito che sarebbero venuti pure qua a disinfestare. Per quale motivo? Dalle razze di succi che ci sono. Da inizio finiamo, non sono un succio. No. Ah, perché Scarafaggi fanno pure? No, la gente no. La gente no. Signora. Noi Scarafaggi lasciamo sempre segni nel pavimento, ma se trova chiazza appiccicosa un semo no hace. E qua? E suo marito che quando fa Peppe si sente la bevera di ciule. Fare questi già. Che lo schifo! Aia! Me venivo da
Non vomitare, non vomitare. Io che a chi scarafaggi del nord sta passando male fra tutti. Momento malinconico creato dallo scarafaggio. Sì, perché a nord, a pronto soccorso, possono accedere soltanto le persone. È giusto. Che vergogna! Gli ospedali. Che si fa così? Ma dovrebbe essere giusto. A Palermo siamo fortunati. Perché? La sala aspettano pronto soccorso e ci trovo pure i cani. Ma non c'è da stupirsi più di tanto. Perché? Perché troppo cincure da aspettare, poi tu a diventare un cane. Arraggiato e rognoso! No, rognoso! No, rilassati. Una plasile per lo scarafaggio. Ehi. No. Lei adesso deve andare via, mi faccia la cortesia, perché tutta la gente si sta chiedendo che ci fa un essere così. Fare un Harley. Che ci fa un essere così brutto, ma veramente brutto, su questo palco. Infatti, ma domando pure io. Che ci fai sul palco? Ho sbagliato l'aggettivo. Fai un pussi una puntina scafazzata con lui! No! Scafazzata con lui! No! Dove sta? Basta! Questo spettacolo non lo fermerà nessuno! Sacca tutto questo. Voglio staccare con te, soltanto con te. Non stacco a luna, ma stacco alle tre. No, la continuazione non è. Ai savana vana na 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 na. Stacco alle tre. Stacco alle tre. Una secchio si chiama. Ai savana va. No. Se ne vado allora. No, si chiama. Intanto stiamo calmi perché qua state parlando con un dirigente dei piani altissimi del mercato ittico. Il mercato ittico si occupa di pesce. E perché io sono nella saida salata. Allora, finiamola. Ma sta scherzando? Su questa ragione. Comunque sono un dirigente dei piani altissimi della SIA, mi occupo di verificazione di tutte le... Non si occupa di verificazione di tutte le regole, ma si occupa di controllare se le battute sono a posto e se abbiamo pagato la SIA, è solo chi. Abbiamo pagato. Perché tutto in regola? Sì, tutto in regola, lo paghiamo tutte le E settimane. tutti i sacci dentro l'hotel te prendi in regola, si chiama? A scendere dentro. Vabbè. All'entrata dell'hotel ci sono un sacco di scia, ma sta Ma sono scherzando? passeri I quelli. passeri, la scelta, come mica i passeri, all'odule. Ma qua può succedere una catastrofe. Tipo? Metti caso che uno sta entrando una signora tutta distinta e ci caga una giacca. Oh, giacca, mi cucino da spaventa, c'è una che A chi? A chi dare l'entrata? Perché lei dovrebbe dare perché la giacca c'ha chi c'entrano? ma se l'ascolto con chiede, ma che dice? Allora è la signora che deve pagare. Perché chi sono una calcagnata? Ma chi gli dà una calcagnata? La signora dell'entrata, che la signora che ha la giacca e c'è un cavo, arriva che dà una tixata, se mi scono o boita. Arrivo io, ragazzi, stiamo calmi e io ci sputa in faccia. Questo non è sputare in faccia. Ma prima mi sputavo una mano. Ma che... La fine fuori sta soluzioni. Incredibile. Comunque si cominciano a cavotare che tu un pugno, una tizzata che la prima, la seconda tizzata su cielo. Ma è normale che non c'era un amico mio, Giovanni detto Giulietta. Che significa? Lo chiamiamo Giulietta perché Avadex domiciliare è sempre affacciato al balcone. Giulietta. È tale. Comunque ragazzi, io non ci posso fare niente perché cominciano a mascare da tutto chi da mottare. A mottare non mi cucino un nozzo. Mi cucino un nozzo che hanno votato, che cominciano a mottare che tu uscite, sbattate sotto la parte e muore. Come paga questo danno, ragazzi? Mi dispiace. Ma qua c'è una multa di 1.352 euro. Perché 2 euro in più? Ci accattiamo un panaro Giulietta. E almeno comincia a spacciare il balcone. Ma come? Ma la famiglia dove c'è che spacciare il balcone. Quello non l'ha spacciato perché non aveva il paniere, non ho capito. Uterava, capisci? E poi ci vanno a dare i picci tutto a 2 euro, capisci? Non poteva io. Effettivamente ad oggi. Questo non ci arrivava al primo piano, capisci? Comunque ragazzi, comunque non può fare niente, dai, per favore, non è che possiamo chiudere il teatro, per favore, per cortesia, si ha. Che lo faccio vedere? Allora. Tu sei fortunato testa quadrata! Ma io non ho la testa quadrata! La testa quadrata ogni tanto. Ma non è vero, si inventa le... ce l'ho a punta forse. Tu sei fortunato perché hai a chiesa. Hai il suo compasso metà 6K. Una radice quadrata. Ora io posso provare a chiamare il mio capo, vediamo se lui mi dà una soluzione, così andiamo avanti. Vediamo, perché ti sta cedendo. Un secondo. All'odule. Sguilla.
Squilla non è. Guarda, caffè di mocca! No! Ci parlo io. No, Allora ci parlo io perché ci parlo. cercherò di non deludere. Cercherò di non deludere la dinanzi a codesto pubblico. Secondo so. Pronto? Ragazzo che soffre di alitosi. Ascoltami bene. No, io con tuo cugino non ci esco. L'hai capito che a questa qua ormai la snobbano anche i cani? Che significa? Non avevano manchi i cani. No, come? Pronto? Sì. No, aspetta un secondo. Ah, ti sei arrabbiato? Allora sai che fai? Vai a riferire a colui che ti ha dato il cognome che è stato tradito. Che significa? Parecchio cugno da topo. Ma allora! Non ma se levi facciature, secondo me. Vabbè, dai, ti saluto. Dai, ci ringa la soluzione a trovare, vai, ti saluto. Ciao. A posto, ragazzi. A posto? Avevamo la soluzione, potete andare avanti con questo almeno 50 100 50 niente. Offerta libera facciamo. Offerta libera, stai andando a campare la famiglia, visto? No, niente. Riceve. Un presentatore un moltifame, riceve. Veramente, 5. C'ha cattiva sigaretta a mia figliona. No. Unica, 8 anni. Non lo faccio fare! Se pigliò vizio, come sta meglio chissà che sennò che si va a giocare. Perché vuol che soluzione sono? La soluzione. Vabbè, la soluzione me ne deve dare. Voglio vedere che soluzione me ne deve dare. Alle che grazie. Oh, spaventa passera, a posto. Allora, il nostro Lello Analfino che va ricercando talenti musicali, resta così tanto uguale. No, perché io sono spaventapassere. Vabbè, niente, questo il nostro Lello Analfino che va ricercando talenti per tutta la Sicilia, progetti musicali nuovi, ed è arrivato il momento di presentare un rapper. Grande rapper. Ce ne parla il nostro Lorenzo. Perfetto. Allora è la volta del nostro ospite musicale. Lui è un rapper siciliano, classe 82. Ha esordito grazie a una collaborazione con DJ Jed, il cofondatore degli Articolo 31, e nei prossimi mesi uscirà col nuovo album dal titolo Rap. Questa sera ci farà sentire il brano Step. Signore e signori, Picciotto. Pam para pam para pam para para pam 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 pam. Mi susi rimattina e già mi sono cellulare. Cazzo sono fossi 9 e fuori a chiove. Ma io a fare in fretta, tanta gente già mi spetta. Dell'ufficio un tuo negozio, un tuo cantero pure a piazza. E a Carusa, come cazzo faccio a fare tutto sugli un pazzo. Come un pazzo poi mi suso, mi vazzi qui in bagno. Ietto acqua fritta, andammo a faccia impallidita. Visto canta sera prima fa tutta due ammazzita. No, non ti preoccupare mia. Tutto gira sopra tia. Sfoglio a magenda in mano, carta e penna. Come un nuovo governo faccio tagli per avere più risparmi. Ogni impedimento un giovamento cananzento. Prima stessa come da fare foto a testa in cimento. Tutto è troppo lento ma PC cammina a stento. Formato tutto è petto, un cervello è spento. Un altro viaggio, a testa muovo razzo. Ma oggi sogno stanco e una guida so cufazzo. Sfascio tutto, lasciatemi tutto. Sogno distrutto, travaglio velluto. No. Le presentiamo Jessica, Alessia, Sara, Annalisa e Sonia. Eccole, bello, un momento molto bello. Ricordiamo che tutte le ragazze dai 18 ai 26 anni che volessero iscriversi a questo concorso, cosa devono fare, Jessica? Possono iscriversi tranquillamente online a Miss Mondo Italia oppure rivolgersi all'agenzia Delfino Blu. Ok, perfetto, va bene. 50 sfumature di rosso stasera con queste maschere. Ok? Poi Minafo, voglio Minafo qua sul palco. Dov'è? Sono Christian Grey. Sei nero? Chiamo la catena mascherina. Quelli sono 50 sfumature di rosso e tu che sfumatura sei? 50 sfumature di marrone. Le mutande. No, un po' di Spagna, dai, che è meglio. Spagna! Riuscirà Alejandro a conquistare Giuliana? Tony, mi sono levato la barba apposta. Ma veramente, oh! Sempre uomo! Mamma mia che sei, vabbè, dai. Vediamo se il senso barba le piaci, dai. Madre mia, quanto sei vera!
Io sono uno che ci prova. Se stasera parli mi esce. A te te faccio nuova. Che non si può dire? Devi essere romantico con lei. Si faccio tipo una poesia. Una poesia, dai. Ci riprovo. Ci riprovo. Giuliana! Dimmi! Caro amico! Questo ce la fa più proprio. Paramigo! Tu sei la più bella parentesi della mia vita! Sei il mio tutto, sei il mio punto! Bello, il suo punto! Ma sì, sta te stasera da smolta! Però lei non chiama Scicchini! Sì, Scicchini non sei bagnante! Ma come ti consasti? Come nasti troppo danno? Tu giuro senza wifi! Pare un piccolo di 10 anni! Non ti si può tagliare! Non ti si può tagliare! Non ti si può tagliare! Mamma mia, ragazzi! Se n'è andata un'altra volta! Non mi sta nessuno attorno! A finire come sempre! Ma tale un film poi no! Oh mamma mia! Addirittura! Voleva dire adesso amami! Mamma mia, muoversi, fare, ti fa bene. Veramente, Una veramente. fame incredibile, ragazzi. Io proprio... Amore. So che? Amore. Amore, so che? Vuole dire che nel suo in Giappone la parola suki vuol dire amore. Amore, so che? No, non è così, però lo dici così. Dai, una volta che ti mangia, dopo muora. Ti mangia, questa ti mangia con frutta. So che frutta. Pure qua. So che perché va con tutto, fa vedere questa, guarda. Arancia, so che, a tutte, buona. Buona, arancia suki. Pera, so che, a tutte. Ok. Pa top de doppia. Uva! So che a tutte! Gradete! Dopo buona, dopo buona. Oppure c'è il prodotto mare. Vediamo. Prodotto mare, questo è mollusco. Mollusco. Che in giapponese si chiama seppia. Seppia. In italiano si chiama seppia. A Palermo si chiama siccia. Siccia, so che! Pieno! Seppia. Seppia, so che! Seppia. E poi se compri seppia ti diamo in omaggio oggetto per pescare pesce. Una canna. Sì, canna, so che! Guarda che veramente tu stai desiderando provare il mio sochi, vero? Sei piccoletto e sei un uomo. Hai il pateto, vero? No. Minchion! Cosa? Minchion! Ma come cazzo di perché questo? Young, via, attendente domicilio! L'assistente domicilio si chiama Ming Jung. Sì, fammi chiamare l'assistente domicilio, ma cazzato schiaffo, ho fatto male, oh no, ma mi chiama, non chiamo, si chiedeva, ma tanga, perché la tranga? Perché è offesa pesante, ma tanga, vabbè, lui ha detto comunque, potta, ragazzi, potta a teatro, Caltanissetta, teatro, Margherita, potta, non siamo a Caltanissetta, siamo a Palermo. Al teatro convento. Sucate. Lo so. Vabbè, ma dove? Minchino! Sto fermo, però vado via. Ho sbagliato, però. Siccome c'è nuova socia, posso salutare che c'è televisione? Hai trovato una socia Sì. Allora, salutiamo la nuova socia del Suki. Sì, si chiama Emma. Emma Suki! No, mi vergogno seriamente perché volevo fare un programma di livello e non ci sono riuscito. Solo in un programma come questo lei poteva risultare uno forte, veramente. No, io sono Gianni. Si sbaglia sempre questo. Oh, blocco Kish. Io non blocco. Non blocca. Non blocco. No. Che è la tattica? La risatina che serve per far ridere il pubblico? Sì, sono Gianni, sono. Cosa? Che vuol dire?
E la gente ride, queste sono le tecniche. Lei non è e non sarà mai un attore. Ma che sto dicendo? Questo qua fortissimo. L'hanno chiamato per fare un film a cena d'amici, ma lui non c'è voluto andare. Come mai? Perché già mangiava a casa. Era salsa. La salsa. Cioè, ma mangia mi cuoce non so che cose. Sappa scaricare le picchio batterie. I batterie nuove c'è Sempre vuole. le stesse cose dice, tra l'altro. E la gente ride. Ha visto, funziona. Le dice sono Gianni, e la gente ride. Però è anche un autore, infatti rivedrai Promessi Sposi. Li rivedrai? Sì. Perché? Perché mi hanno a fare bere un film in un matrimonio. Che a 100 euro c'ha già lavo. C'ha chi pisce, sembra. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Allora, sono Gianni e la gente e la gente ride. Bravo, grazie assai, la gente applauso. Cioè, che cos'è lei? Veramente un Però videogioco? c'è un film al cinema per ora. C'è la continuazione del film Una settimana d'addio. E quale sarebbe? Una settimana da Gianni. Tutta la mia casa. Se lei pensi Una settimana da Gianni cosa significa? Cioè, cosa significa il film, come procede? Ovviamente sono tutti amici miei che vengono a casa mia. Ah, già c'è una storia Sì. di una storia. Suonano, din don. E ti dice pronto, chi è? Gianni. E là ci siamo. Poi entrano. E io dico, oh, piacere, sono Gianni. A tutti. E che su 150, con tutto tempo a fare. Io sono Gianni, io sono E Gianni. questo è il film che dura? 2 ore e mezzo. 2 ore e mezza al cinema a vedere uno che dice sono Gianni a tutti. E poi quando la gente si accorge che non ride al cinema, che fa? È una truffa! È una truffa! Non lo chiamate alle serate! È una truffa! Non è possibile che chiamate a lavorare un essere come questo! Serate non ne deve fare questo! Forse lei non ha capito, qua arrivano le lettere delle fan. Ma quali sono Guarda, ste guarda, fan? guarda, Chi deve leggi, scrivere leggi, a questo essere? Ciao, sono una tua grande fan. Spero che mi chiami, il mio numero è 899. Chiamiamo subito, dove dice il numero 899 35 44 88. Come stai viva voce? Sì. Pronto? Ciao, sono Sofia. Io sono Gianni. Che c'è? Gianni. Non è che parla per farti parlare. Vabbè. E le dico, come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Sono calda. Sono calda. Come stai? Ci viene la figlia. Ci mettete Tu non capisci niente, sei veramente un tordone, non No, capisci. Gianni sono un po'. Vedi, la porto qualche posto. Portala a mangiare fuori il pesce. Pesce. Vedi Sì, prima sì, di gli chiedi piace. se le piace. Allora, ti piace il pesce? Sì, il pesce. Il pesce le piace. Come ti piace fritto? No, amore, ma che hai capito? Ma che hai Ti capito? piace a forno? No! No, stupidino. Alla diglia? No! Tesoro, ma che dici? Tra la mamma piace il sushi, sta a casa che niente. Bravo Gianni! Appuso! Allora, siccome al finale della telefonata non è andato tanto bene. Sì, lui non dura di più. Allora, signor Matranga, lo mettiamo alla prova. Ma cosa deve mettere? Questo non è un attore, fisicamente non lo è, non sa recitare. Facciamo un colossal. Quale? Top Gun. Top Gun. Top? Non si dice così. E come si dice? Top Gian. Giusto. Top Gian, quello dell'aereo. Che vola. L'aereo che vola. Lei è arrivata qui. Come papà. Vabbè, finché ci sono questi mezzucci, va bene, vai. Allora, lei arriva da dietro e dice: Gas, abbiamo bisogno di più velocità. Più velocità. Mi raccomando, siete sull'aereo, state volando. Vai. Piglialo. E che state volando? Giappa spara un missile. Gianni. Gas! Gian. Gas è il nome. Gas. Gas! Abbiamo bisogno di più velocità! Più velocità! Ma sta quello che c'è sul lato Velox. Bravo Siccome il finale non l'ha detto bene. Almeno loro 4 sono giustificati perché fumano i 4 gusti!
Aia! Che mi hai rotto la pianta del piede! Mi hai rotto la pianta del piede! Non t'ho rotto la pianta del piede! Sì che me l'hai rotta! E poi perché ci chiance? Non lo vedi che nel piede la pianta non c'è? Ah, non c'è? Allora va a fumare! Minchia che sognofoso! Siamo hippie, non possiamo litigare, fate pace. Facciamo pace, però you are a thing to throw in. Che significa? Se una cosecca. E mi maestro ogni volta mi insulta, fare niente può fare. E che fare, me c'è Maestro, ma lei mi dice sempre e che fare mi c'è sciarriare? Allora moncialo! No, ma che dice? Invece di fare i bambini a litigare fate i grandi, pensate che dobbiamo cercare lavoro. Giusto il lavoro! Andiamo a lavorare! Oh, la picchiavo male, chissà proprio. Che soccorso. Allora domani mattina vado subito al collocamento e gli mostro subito il mio CV. Curriculum vitae? No, curriculum vacante. Allora io vado al collocamento e gli porto la mia disponibilità al lavoro. Part time? No, qua a Palermo, Palermo. Ah, proprio. Maestro, lei ci va al collocamento? No! E perché? Perché già sogno tutto collocato! Mica che sognofoso! Comunque se al collocamento va male, facciamo il lavoro di nostro padre. Bello, mio padre faceva il fotografo. Che flash. No, sul problema. Invece mio padre faceva l'agricoltore. Che quanta hai pagataglio? Maestro, è suo padre. Padre faceva lo spaventapasseri. E perché? Perché era più un palatimi. Era che un palato non maestro. Mica che sognofoso. Mica tutte e cafoma, no? E comunque, se dovessi scegliere un lavoro, vorrei fare l'educatore per i bambini. Perché con Boggio ci sono abituato. Io se potessi scegliere un lavoro farei l'insegnante di musica. A così mi insegna a suonare i cazzi di chitarra. A 6 anni ho fatto non faccio suonare. Io invece se potessi scegliere un lavoro vorrei vendere i maglioni di lana. E perché? Perché stiamo nel rufi. A gennaio. Maestro, e lei? Io il portiere del palazzo. Il portiere perché siamo hippie. Ah, così mi sta tutta in tassettata. Maestro. Si siamo tutta in tassettato. Mica chi siamo fosi. Ma ha preso per un cretino! La macchina posteggiata ci sono 200 ore di danni, mi pigliassi la rete! Mi pigliavi la rete, ma ho danno e davanza però! Che? Allora devo scegliere per dare 200 euro oppure me la poggio oggi. Me la poggio oggi. Così. Vedi che tu mi verrà così, ma io 4 fila me mangio. E mangiate in che sai perché stai scoppando un te Allora devo scegliere via. Allora devo dare 200 euro devo sapere io. Intanto me la voglio bottina così capisce l'entità rodando. Ma vogliamo scherzare? Ma ha preso per un cretino! Un cretino, me la voglio così, ma tu sai cosa cristiane? Ma cosa vuoi cristiano? Allora io sogno che tu hanno uscito in una zona che con una mano ammazzavo 5 cristiani, capisci cosa sogno? O sparaminchiate! Allora non c'è vero, allora ma la voglio già, ma ha dato 200 euro. Ma ha preso per un cretino, che? Signora può scendere suo figlio che mi ha dato 200 euro. Allora io non le devo dare niente, un terugno niente perché tu non sai con cui stai parlando. Ma una cosa che conosci? Io sono nipote Razza Peppena. Razza Peppena. Chi da cava Kawasaki. Liberty. LSH. Razza Peppena come? Altra motore. Ma è cugino è Totuccio. Chi do casa per i cazzi di tutti. Totuccio come? L'urologo. Ma zio!
Messie Giovanni! Chiedo che se mangia le frittate scappa sempre per il gabinetto. Ma Giovanni come? Giovanni Cacaova. O Cacaova è me cucina. zio. Oh mio Dio, suo figlio la zaccina! E tu così? Manuele! Manuele malato! Che funziona? Meno male come lavoro. So cosa succede? Perché pensavo alla macchina che è un macello successo. La macchina tutta ristrutturata, come fai? Ma quale macchina? Chissà! Oggi io vendo con l'autobus, ma tengo 100 euro! Siamo l'esercito del sesso. Ciao ragazzi, che bello! Siamo in diretta Facebook, siamo allo stadio e sono qui con mio nonno! Oh, vedi che ci sono pure io! Non ci interessa, saluta nonno! C'è uno che mi spingono il telefonino. Nonno, sei tu, è una diretta Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri. Non si fa. Lo vedi, non ne capisce niente di Facebook. Si è fatto il solito! Che fa cominciare? Non cominciate a litigare, nonno, non si dicono queste cose. Vi ricordo che siete qua per farmi prendere un sacco di like. Papà, ma l'hai visto che bravo l'allenatore? Ha azzeccato tutti i cambi. Quasi puoi portarsi a casa. E perché? A cosa calcia tomate. Papà, mamma ci sta guardando appena torni a casa. Inca vai sonate. Se fece incocciare, gli voglio dire una cosa a tuo padre con la moviola in campo. Che gli vuoi dire col VAR? Finisce con il tuo padre. No. A disposizione, coi no. Ma perché a me ogni volta? Oggi faccio un cofo. Non litigate. Ma se manco è ata. A te, Giovanotto! Non si fa. Nonno, non sta facendo niente, beve la Coca-Cola per dissetarsi. Ma che è questa Coca-Cola? Ai tempi miei quando andavo allo stadio bevevo un sacco di vino. Vi ricordo quando ci fu la finale di Champions League del Palermo? Ho bevuto un sacco di vino e fu una partita bellissima. Ho fatto la scavalcata in campo. No, il Palermo non è mai arrivato in finale di Champions. Minchia, allora era un quilmetro bella. Nonno, scusami, poi come ti riprendevi? Mangiavo lo scaccio, soprattutto le noccioline. E perché? Paraci miei tagli. Oh, Lasciami! stavo facendo tutte cose. Non litigate! Ma se manco è ata. Ah, è arrivato un commento, sì, ci chiedono qual è il numero di maglia che ci identifica di più. Il tuo, nonno? Il mio è il 9 perché sono attaccante. Il mio è il 10. Perché sei fantasista. Il mio l'11. Perché sei coi noti. Basta, per favore, smettetela. Oh. Ah, è arrivato anche un messaggio della mamma. Ah, dice che domani vuole essere portata al centro benessere. Che si è fissata con il bagno turco, non capisco perché. Perché a meno che tu cosa c'è te? Ondo è la fine del mondo. Allora Endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è le nostre tradizioni. Per noi è un orgoglio essere terroni. Scusate, pigliavo freddo, Simone. Pigliavo freddo. In Sicilia freddo pigliamo e non pittiamo, a te poi fosse un ascio. Cioè, abbiamo tanti modi di dire e di fare che ci differenziano dal resto d'Italia. Per esempio quando andiamo in una località fredda e poi con l'aereo torniamo a Palermo per caso piove, c'è sempre qualcuno che ci dice: "O vero? Arrivaste tu e poi stai su maloteano". E facciamo poi, tu puoi camminare con me. Perché qua il tempo vive di vita propria, cioè noi lo vediamo vivere, cioè un tempo un passo occhio, dopo che passi a salora, cioè un tempo volò, tipo Superman, cioè, e mentre in tutta Italia si ammazza il tempo, in Sicilia il tempo si ammazza solo, è suicida, si butta. Si sai che hanno un malo tempo, ma non si cioè, vorrei capire che cosa succede. E non è solo il tempo a vivere di vita propria, ma in Sicilia vive di vita propria il prurito nella schiena. In tutta Italia funziona mi gratti la schiena, dove? Qua, grazie. In Sicilia mi gratti la schiena, dove? Qua. Più a destra, più a sinistra, più sopra. Che fa cammina, cioè che fa? Evita la mano. Come poi parti da un posto, arrivi in un altro posto, fino a quando arrivi là, nel punto dove non ti puoi grattare. Nella pianta del piede, stai messo da un ristorante che fai bozze, poi ci pensi a fare tanta anni e ce le dare in chat e aspetto. Una volta un amico mio si sento la caviglia fortissimo, faccio: "Ma che stai facendo?" "Appena ne esce a fuoco!" Cose che abbiamo solo noi qua.
in Sicilia non ti puoi lamentare con gli amici perché è una sfida a chi sta più male. Così quando dici che mal di schiena, l'amico risponde a me Mauricio, cioè quello è dire, sei moro. L'amico che ti dice che la frase invece non la voleva detta, che mal di schiena, un merire neanche, cioè era mai dorese, E poi la Sicilia è sempre stata piena di colpi, nella mia vita piena di colpi, cioè non dobbiamo passare la scopa, ma raccio un colpi di scopa, tipo che i molti che vogliono, non devi fare una chiamata ma fai un colpi di telefono, cioè tu tiri, cioè, non è morto qualcuno ma ci vinno un colpi di sopra. Come funziona la vita piena di colpi? E siamo noi siciliani ad aspettare quel colpo che serve a tutta la Sicilia. Un bello colpicolo! Salutiamo tutti gli amici siciliani che continuano a guardarci da tutta la Sicilia, il nostro Simone Riccobone e tutti i comici di Sicilia. Ciao! Ci vediamo per il tour, ricordiamo, da Pranissetta, Agrigento, Messina, Catania e Canicattì si dice. E chiudiamo questa puntata con la musica dell'ospite, il nostro Picciotto, la linea a Lorenzo. Grazie, allora noi vi salutiamo questa sera con il secondo brano di Picciotto dal titolo Misi Dia, che attualmente è in rotazione in tutte le radio. Signore e signori, buonanotte con Picciotto! Se non ti si dia featuring Antonio Pandolfo, la giovanotto è tinturia. Devi pensare, devi scrivere, devi suonare. Popi, 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 tutti. Popi, 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 popi. Oh, suona la sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia. Alzo la testa dal cuscino, vado via, cerco le ciabatte e mi si dia. Le trovo sotto il letto, spostate nella notte per magia. Ma come mi si dia, mi si dia, mi si dia andare in bagno, mi si dia l'acqua fredda sul mio viso, ragnatele come un ragno. Mi si dia questo processo, l'accesso, chiuso per un'ora dentro al cesso, non c'è verso che trasmettate l'idea di questa mia odissea. Forse mi si dia, c'è pensiero di pensare, mi si dia ogni cosa controllata, mi si dia, tutto mi si dia, tipo lavorare mi si dia, pagare la bolletta mi si dia, andare a fare la spesa mi si dia. E a voi vi si dia oppure no? Tutti Picciotto, quando tutto ti si dia, Picciotto, cambia pure strategia, suona la mia sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia, di mattina vado via, Picciotto, quando tutto ti si dia, Picciotto, cambia pure strategia, suona la mia sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia, di mattina vado via, mi si dia, tutti, mi si dia, mi si dia, mi si dia. Ma non era meglio la tarantella? E forse Mi si dia. guardo la TV e mi si dia, Maria De Filippi, mamma mia, cambio canale da pazzia, dov'è la polizia? Ci vuole pulizia e mi si dia fare zapping, è tipo farmaceutico, la cura equivalente, pensiero terapeutico, dove vado dopo pranzo, caffè, aperitivo e gusti bene ogni romanzo, se parli di problemi anche oggi mi si dia, se parli di pallone mi si dia, se parli di politica fatica la mia mente di capire, e dopo 2 secondi mi si dia, tutto ciò che passa il governo, il convento, il papa mi si dia, i suoi discorsi e pure il mio lamento, ti potrebbe fare male più dell'olio di palma, la vita troppo calma, mi si dia. Voglio sentirvi dire tutti, Picciotto, quando tutto ti si dia, Picciotto, cambia pure strategia, suona la mia sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia, e di mattina vado via, Picciotto, quando tutto ti si dia, Picciotto, cambia pure strategia, suona la mia sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia, e di mattina vado via, mi si dia, mi si dia, mi si dia, Picciotto, quando tutto ti si dia, Picciotto, cambia pure strategia, suona la mia sveglia e mi si dia, pure di stacca la mi si dia, e di mattina vado via, mi si dia, suona la